Sant'Olcese per consolidare la vetta, il Cogoleto invece per il sorpasso. A Sant'Olcese va in scena il big match della 10ª giornata del girone B di prima categoria. Dirige il signor Ferretti della sezione di Genova. 9 minuti ad esplorare la strada per il vantaggio sono i padroni di casa. Il mancino di Salvatore Zangla supera Mancuso, è il palo però a salvare gli Azulgrana sulla spingardata del numero 11 di Repetti. 3 minuti dopo l'imbucata di Bianchi trova l'inserimento di Paini, diagonale del numero 11 però muore largo. 60 secondi dopo è da passare, è il Sant'Olcese con questa percussione solitaria di Salvatore Zangla, terrificante il suo sinistro che fa secco Mancuso. 6 minuti dopo sul corner di Stradi, spalla rossa da pochi passi, non trova l'impatto giusto, ma il suono della sirena del Sant'Olcese sfiora il colpo del break con Salvatore Zangla che sull'assist di Cavallino fallisce un vero e proprio rigore in movimento, forse qualcosa di più. Al riposo si va con i grigio-blu avanti, fino a questo momento decide proprio Salvatore Zangla. La ripresa filmata e montata da Enrico Figus parte sempre all'insegna dei padroni di casa che accarezzano nuovamente il raddoppio con la fucilata mancina di Simone Stradi che sbecca la traversa. Cappanera inserisce Gambirasio per Paini, ma è sul corner di Piccardo che Amos di testa costringe Firpo alla respinta per tenere in ghiacciaia il vantaggio. Ma al 24esimo proprio il numero 6 ospite, a giudizio del signor Ferretti, sbilancia in area Daronc. Concordata la massima punizione, trasformata con il brivido da Davide Lipardi. Mancuso tocca soltanto ma non evita il 2-0 per la squadra di Massimo Repetti. Raddoppio blindato a doppia mandata da Firpo a 10 dal termine sulla conclusione a tu per tu di Piccardo, mentre dal lato opposto 4 minuti dopo a 6 dal termine anche Mancuso è costretto agli straordinari su Salvatore Zangla. Non accade più nulla, a Sant'Olcese finisce 2-0 proprio per i padroni di casa. Il Sant'Olcese con la vittoria odierna sembra aver definitivamente gettato la maschera capolista solitaria dopo questo 2-0 più che legittimo, visto che Firpo è stato impegnato seriamente solamente nella ripresa. È la terza vittoria consecutiva per la squadra di Massimo Repetti.